dopo questo fatto si sono verificati altri episodi nei confronti dei Ferrera? No, poi non so niente, perché lui è stato latitante e è stato arrestato poi. Cioè, le voglio dire, nei confronti della famiglia Ferrera, c'è stata una guerra con la famiglia Ferrera? No, non c'è stata una guerra, c'è stato un po' così insomma, di guardarle, di farle, perché questo me lo raccontava pure Melo Cangagnolo, che lui insomma le incontrava sempre, queste nipoti che aveva lui, però non c'è stato nessun omicidio, nessuna cosa, va. No, non c'è stato un momento c'è stato un po' di tensione, ecco tutto. Lei ha sentito parlare del quadruplice omicidio del Gelso Bianco, del Montescelle? Certo, l'omicidio del Cesso Bianco, dopo Cesso Bianco, e proprio quello che era interessato per questo omicidio era Pino Orazio. A me non interessa, cioè voglio capire perché furono uccise queste 4 persone. Perché queste appartenevano a Ferrera. Scusi, lei ha finito di dire che non c'era stato nessun fatto di sangue con i Ferrera? No, io pensavo con la famiglia Chinepoti. Io le ho parlato con l'organizzazione. No, io ho capito con la famiglia Chinepoti, con queste. Con queste non c'era. Con queste sì, queste sono state eliminate perché appartenevano a lui. Quindi c'è stata una guerra contro il gruppo? Ma non fu guerra, perché non fu guerra, sono state eliminate e basta. Poi non ma come la chiama? Pace questa? Scusi, che sono atti di pace? Voglio dire, non c'è stato un seguito che questi hanno colpito qualcuno di noi altri, va? E sono stati eliminati. Sono state 4 persone eliminate. Dico, oltre a queste 4 persone le non sa di altri fatti che si sono verificati? No, altre fatte no, di Ferrera. Questo sì. Lei ha mai sentito parlare della Mediterranea Mobili? Mediterranea Mobili. Ma non c'ho veramente presente di che cosa si tratta questa Mediterranea Mobile, non c'ho completamente. Non so se questa Mediterranea Mobili prendeva stipendio fosse Iano Tedesco, Cambia, non mi stai ricordando, una cosa del genere mi pare. Mi pare che si trova questa Mediterranea Mobili a coso, a Chi ha detto che prendevano, mi scusi, non ho sentito, chi è che prendeva? Ma forse il stipendio dopo lo prendeva Iano Cambia. E chi è Iano Cambria? Era uno che era con noi altri che poi fu ucciso. E dopo che è stato ucciso Cambria, chi è che lo prendeva lo stipendio, lo sa? E dopo che fu ucciso Cambria, questo stipendio mi sembra che poi lo prendeva Piero Puglisi. Presidente, avremmo finito per adesso. Allora, Presidente Pugliese, posso? no, io sarò i brevissimo. volenterosi per il contraesame. Presidente. Permettete, è una domanda sola la mia. Va bene. E avvocato Presidente, Pogliese. una sola. Allora, avvocato Signor Pogliese. Conferente, io le pongo una sola domanda, alla quale rispondendo lei in modo esauriente non farò nessuna osservazione. Desidero sapere come avviene l'iniziazione a Cosa Nostra, cioè il battesimo attraverso cui una persona viene fatta uomo d'onore, come avviene? Questo uomo d'onore avviene così, che si sceglie, per dire, insomma, si guarda prima una persona, si avvicina, è affiliata, si guarda se può andare e poi viene in questa forma. Il padrino, per dire, si annunzia, si sceglie il padrino, io per dire mi sceglie il padrino punge il dito, questo indice, si mette una figura, si mette il sangue nella figura
e poi questa figura si mette nelle mani, abbruciata e si palleggia. E si giura, io devo essere fedele alla mafia e se un giorno mai fosse tradurrò, verrò abbruciato come brucia questo santino. Questo è il rito di questa funzione. Le parole di iniziazione sono esattamente queste, cioè io dovrò essere bruciato? Sì, sono queste. Avvocato Papalia. Sì, Presidente. Signor Pulvirenti, lei quando è stato arrestato? Io fu arrestato il 2 giugno del 93. Quando ha iniziato a collaborare? Ma fu, il giorno preciso non lo so, ma fu a settembre poi nel settembre del 94. Lei 2 anni a settembre. quando ha cominciato a maturare l'idea di collaborare con la giustizia? Ho cominciato subito, è stato, io insomma ho detto Andura perché ho parlato pure, mi ho consigliato con la famiglia di questo fatto, da quello dice sono bugiato, perché capivo insomma che capivo insomma volevo salvare in modo mio la mia famiglia, perché non volevo che insomma morivano in galera e di dire tutte le cose come stanno allo stato, delle cose precise e di poter insomma esserci questa agevolazione, di potersi salvare perché hanno i figli, hanno le mogli giovani. Questo ho fatto perché io sono grande. E quindi la mia maturazione è venuta subito, non è stata da un tempo, in 10 giorni così. Subito, cioè dire 10 giorni prima che lei iniziasse la collaborazione? Sì, perché 10 giorni prima, perché ho detto, ho fatto una discussione pure con la famiglia, questo voglio dire io. Quando ha capito che lo Stato aveva vinto? L'ho capito quando insomma c'è stato questo omicidio puro di Borsellino, che insomma veramente lo Stato ne ha messo sotto e ne ha distrutto a tutti. Quindi Cosa Nostra già era decaduta completamente, perché tutto il mio GRAI poi era tutto arrestato e eliminato, il GRAI di Santa Paola è tutto eliminato, quindi non era rimasto più nessuno. Secondo me eravamo distrutti. Ma dopo la strage di Capaci, quindi l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, lei ha continuato a commettere reati? Ma guarda, reati dopo di questa strage, perché poi non è che è passato tempo, insomma, i reati giustamente ero con i gruppi, qualche cosa, estorsione, cose succedevano, anche se poteva succedere pure un omicidio, questo non ha nessuna, insomma, ero fuori e dovevo dare conto a quelli che erano insomma insieme a me, non è che mi sono arreso perché era successo quello fatto. Sapevamo che già c'erano degli arresti, che succedevano queste cose, già lo sapevo, ma non è che mi sono arreso, non mi sono arreso dopo un anno, io lo so quello che vuole dire, dopo un anno che io sono stato in galera, non l'ho fatto subito e devo dire la verità. L'attentato a Maurizio Costanzo avvenne prima o dopo l'omicidio Falcone? L'attentato mi sembra che avvenne dopo. Quindi dopo, in un periodo in cui lei aveva capito che avevate perso. Dico giusto? No? Sì, ma l'attentato a Maurizio Costanzo noi altri non l'abbiamo potuto fare perché ci sono stati gli arresti. Perché se non c'erano gli arresti era una cosa che può darsi che insomma la buttavamo noi altri. Ho capito. E facevamo noi altri. Lei ha detto di essere stato a Barcellona. Sì. Barcellona, Pozzo di Cotto? Sì. Manicomio giudiziario? Sì. In quale anno è andato? È stato lei in manicomio giudiziario? Ma io a Barcellona ci sono state per le mie cose, perché a Barcellona si stava bene, non solo io, erano tanti che andavano a Barcellona. Ci sono stati per le mie cose, no perché ero ammalato, ma ero buono, però
facevo l'ammalato e me ne andavo a Barcellona. Mi scusi, ma come è fatto ad andare lei a Barcellona? E che ci vuole? Se uno fa l'ammalato se ne va a Barcellona. Ma basta dire io sono ammalato e se No, non dice niente, uno si malveste, si mette nel modo, insomma, traverso e va a Barcellona. Ma cosa ha fatto lei? Cosa ho fatto? Ho fatto tante cose per andare a Barcellona. E io crederei sapere qualche cosa di tutte quelle cose che lei ha fatto per andare a Barcellona. Sono stato malandato, così mi sono messo malandato nelle carceri, ho fatto insomma certe scammeggi, mi ho fatto legare alle tue forze e mi hanno portato al manicomio. Ma non è questo il manicomio adesso, io sono andato al manicomio che mi conveniva andarci pure prima, no, dell'organizzazione del 72, io parlo del 56 pure, sono andato a Sandrefo, sono stato, per queste cose. Perché Lei è andato nel 56 a Barcellona? no, a Sandrefo, perché se stava male nei carceri, che io mi trovavo a Lecce, se stava male e nei manicomi si mangiava un po' meglio e allora ho cercato, mi sono fatto legare al letto di forza, mi ho tagliato un po' e me ne sono andato al manicomio, questo. C'è stata qualche perizia che le ricordi, perizia psichiatrica? Sì, perizia me l'hanno accettata, però insomma non ci fu la volontà mia e sono stato, perché io questo è qua, ho scritto un dossier di questo fatto. Su questa perizia io sono stato un po' tradito, perché questa perizia è stata una perizia come si dice, portata. Questo perito che a me mi ha fatto questa perizia, io volevo, da questa perizia, una seminfermi per prendere gli atti 90 generici. E invece questo che si è interessato fuori, che è stato Tino Ferlito, mi ha detto a me di fare, insomma, ci disse come mi devo comportare, dice, comportati sempre di fare l'ammalato. Allora non ci ho risposto bene a questo periodo e mi ha dato la totale infermità mentale. Però è stato contro la mia volontà, non è vero niente. Perché dico questo? Perché gli altri hanno preso niente per futto, sono usciti fuori. Invece io ho fatto più di 2 anni per queste fatti. Quindi l'ho fatto io di proposito. Ho capito. Lei è stato quindi a Barcellona, a Pozzo di Gotto, per 2 anni? Ma io ci sono stato sempre, anche di sano, cioè se nesce, perché mi conveniva andare al manicomio, per le mie convenienze. Beh. Sono andato pure a civile per prendere la pensione, se lo sto dicendo. Sì, lo so che lo sto dicendo. È questo. Io desidero da lei sapere, in tutto, quanto tempo è stato a Barcellona, a Pozzo di Gotto? Ma ho fatto se nesce un pezzo di 5 anni, così. Ho capito. E in questo periodo di 5 anni, mentre lei ha fatto, come dice, entra ed esce da Barcellona, dal manicomio di Barcellona, oltre a quella perizia di cui lei ha parlato poc'anzi, sì, ha subito altri accertamenti sanitari psichiatrici? Sì, a Barcellona certo facevano, però non è che mi hanno riconosciuto dopo i fatti. Perché Dopo, scusi? a Barcellona Sì. io allora ero per furti così, anche per un tentato omicidio, però che io non sapevo niente, perché sono uscito da sotto, ero innocente, non ne sapevo. Era a parte di Palermo, era successo un furto di gioielli, una cosa del genere, però io non sapevo niente. E quindi, essendo che poi io facevo l'ammalato, che stavo a Barcellona, giustamente mi hanno fatto la perizia. Mi hanno fatto ammalato dopo i fatti. Poi io, quando sono uscito da là, mi hanno fatto una sovraperizia a Palermo e mi hanno fatto sano di mente, che non avevo niente. Perché poi mi dovevano fare l'appello di queste condanne a Palermo. E allora l'avvocato ha chiesto una perizia e mi hanno fatto sano di mente, i periti di Palermo. E fuori l'ho fatto la perizia. E quindi io ero a piede libero. Lei non è più rientrata a Barcellona, Pozzo di Gotto? Dopo Palermo? Dopo la perizia di Palermo, lei è rientrato al manicomio di Barcellona? Sì, e poi ho fatto un furto e sono rientrato un'altra volta perché ho fatto un po' in traverso nel carcere di Catania e mi ho fatto portare a Barcellona, mi ho fatto fare questa perizia, quella che ho raccontato,
che c'era no, mezzo questo Tino Castro che ci parlava con questo periodo. Ok. Che questo tutto discorso con precisioni, come fu tutta la storia, la sa, Pippo Grazioso la sa. Io lo sto chiedendo a lei. Sì. Ho capito. Senta, Ma per portare, un'altra curiosità. Stamani lei ha parlato del diciamo interessamento, così come ha detto lei, del generale dalla Chiesa Sì. affinché lei avesse 2 mesi di proroga per un 2 mesi, quello che mi potevano dare, insomma, però me ne hanno dato 2 mesi. Lei ha parlato direttamente col defunto generale dalla Chiesa? No, con il generale della Chiesa io non ci ho parlato, io ho parlato direttamente, come l'ho detto, con questo Angelo Stiro e con il maresciallo Paternò, perché avevano questa grande amicizia, che questo Stiro era il suo confidente, questo. E poi lei ha ottenuto questi 2 mesi? Sì. Da chi li ha ottenuti? L'avvocato ha fatto le stanze, perché si deve fare le stanze per avere le cose, però io ho avuto sta bene, tramite sempre il maresciallo Paternò e Angelo Stiro, ho avuto sta bene di fare questa istanza. Ho fatto le stanze e ho avuto questa prova. Ma scusi, a proposito di che cosa ha parlato lei del generale dalla Chiesa allora? Ma ci hanno parlato loro che erano insomma il maresciallo, non lo so. Ah, quindi lei ha questo. appreso dal maresciallo che il maresciallo avrebbe parlato col generale dalla Chiesa Certo, e lei quindi ha presentato l'istanza tramite il suo difensore dopo che ha avuto l'assicurazione del generale dalla Chiesa, così? c'è l'assicurazione, certo, io l'ho avuto del maresciallo, no della Chiesa, del maresciallo Paternò, Ho capito. questo. Mi dica una cosa, signor Pulvirenti. Lei gestiva lei è a capo di un clan, no? Sì. In questo clan quanti erano i capigruppi? I capogruppi erano precisamente Torre Grazioso era capogruppo, Nino Cosentino era capogruppo, che prima c'era Culesano, Affio Licciardello era capogruppo, 3, Coso Schillaggi Giuseppi 4. era capogruppo, mio figlio Nino era capogruppo di Coso di San Pietro Clerenza, questi erano i capogruppi. Pippo Grazioso faceva parte un po', per dire, aveva un gruppo puro, che poi era insieme a Puglisi, erano quasi insieme, questo. Bene. Che faceva parte sempre da questo gruppo di Cammello Cangagnolo, in sostanza erano insieme. Allora, diciamo che erano 5 i capogruppi, giusto? Almeno 5 li ha lei enumerati. Questi capi, diciamo, a chi dovevano rendere conto? Dovevano rendere conto a me, giustamente, Ecco. secondo di che cosa si trattava, perché uno le fa fare, se non sono cose pericolose, va. Voglio dire, nell'ambito della commissione di qualche omicidio, Sì. dovevano rendere conto a lei? Guarda, ci sono, per dire, ci sono persone anche che hanno fatto di testa sua. Quindi, Qualche all'interno, cosa di testa sua l'hanno fatto. ecco, all'interno del suo gruppo, questi capogruppi avrebbero... No, capogruppi, qualche cosa di testa sua non l'ha fatto il capogruppo, l'hanno fatto ragazze, insomma, così che hanno fatto dei sbagli. Ho capito. Che lei- uno di Belpasso ha fatto 2 omicidi, non è che non se lo sapevo. Non mi interessa questo, ora. ma la mia domanda è questa. Il capogruppo, anche se qualcuno all'interno di questo gruppo aveva commesso qualche reato e di sua iniziativa, il capogruppo che ne veniva a conoscenza, se il fatto era un fatto grave, a lei lo diceva? Certo, se è un fatto grave, certo come Quindi dice. aveva l'obbligo a lei di riferirlo? Certo, Lei ha parlato che il suo gruppo si è interessato molto nel traffico della droga, è così? sì. Il traffico della droga che faceva il suo gruppo era un traffico limitato a quantitativi, a piccoli quantitativi? Se il fatto della droga, io l'ho spiegato, non era quantitativo grosso,
erano quantitativi piccoli. Erano quantitativi piccoli. Sì, Lei ha parlato- roba di mezzo chilo, insomma pure di 400, di 300, circolava in questa forma da questi gruppi questa roba. Benissimo. Non era una cosa, insomma, assai è venuta poi a roba quando quella dei 12 kg, di 11 kg. Ora, nell'ambito della commercializzazione dell'approvvigionamento di mezzo chilo, di 800 grammi, di 1 chilo, di 400 grammi di droga, il capogruppo doveva rendere conto a lei oppure poteva agire di testa sua? Ma guarda, io l'ho spiegato bene questo fatto. Loro avevano questa facoltà di gestirsi e di darmi qualche cosa mia, non di buttare i conti per dire guadagniamo 10 milioni, 5 milioni. Il necessario è che loro si gestivano ogni gruppo per le sue cose, non mi disturbavano a mia. Benissimo. Ma lei conosceva le persone dalle quali si rifornivano i suoi capigruppi? Le persone dove si rifornivano? Sì. Non l'ho detto, Dottore Basetta forniva questo, Grazioso Pippo, Puglisi, Ecco, forniva Severino. Bene, la domanda la formulo in maniera diversa. Lei conosce tutti i nominativi delle persone presso cui i capogruppi che lei conosceva si rifornivano di droga? E quasi tutti i capigruppi, fuori del gruppo di Belpasso, tutti i capigruppi maneggiavano un po' di roba. Sì. E da chi avevano questa roba lei lo sa? Certo, io l'ho detto, di questo Francesco, Ecco. avevano roba, di Mangione Francesco avevano roba puro, e il dottore Basetta che addirittura ci andavano là, insomma, a prenderla. Poi certe volte avevano accentrato, insomma, erano così. Non riesco a capire. Che succede? Che sta succedendo? Che succede là in fondo? Avvocato Papalia? Non lo so, signor Presidente. Devo sospendere l'udienza, Fiorito. Possiamo procedere? Sì, signor Presidente. Lei ha detto che ha conosciuto Cesarotti Giuseppe. Sì. Quando l'ho conosciuto Cesarotti Giuseppe? Ma Cesarotti Giuseppe io l'ho conosciuto prima di essere uomo d'onore, perché l'ho detto, perché aveva queste case, insomma tutti i frati avevano queste case, e l'ho conosciuto a parlare magari verso l'83 e l'84, così. E l'ha conosciuto, chi gliel'ha presentato? Io conoscevo suo fratello Salvatore, che lo conoscevo dalla galera, eravamo in galera insieme nel 56, così. Perciò è stato poi suo fratello che... Per quanto riguarda Cesarotti Giuseppe, lei sa che se svolgeva un'attività lavorativa? Questo dell'attività lavorativa veramente non mi sono mai interessato,
perché io lo vedevo là nella villa quando veniva, però non lo so quali attività poi svolgeva. Non sa che tutte svolgesse cittadine. Non mi sono interessato. Signor Pulvirenti, lei ricorda se è stato interrogato a Bologna, nell'aula bunker di Bologna, dalla prima sezione, credo dalla Corte di Assise, in relazione al processo Santa Paola +3, se è stato interrogato dal Presidente in ordine al signor Giuseppe Cesarotti? Non lo sto ricordando. Non si sta ricordando. Lei oggi ha detto che il Giuseppe Cesarotti è un uomo d'onore, Sì, giusto? sì. Ora, io le contesto, perché i verbali, signor Presidente, sono affluiti nel dibattimento. Io le contesto che lei a specifica domanda e il verbale delle dichiarazioni da lei rese nell'aula bunker di Bologna il 18 febbraio 1995, foglio 154 e 155 del verbale di interrogatorio, lei a domanda del Presidente di seguito alla fine dell'intervento del pubblico ministero, domanda il Presidente che fa, ed è testuale: questi Cesarotti che erano a loro volta associati al gruppo o no? Risposta, è lei che risponde. Che erano associati al gruppo. Sì. Non erano, loro insomma ci davano questa... Mi faccia finire la contestazione. Erano favoreggiatori. Mi faccia finire la contestazione. La domanda che il Presidente fa è questa: questi Cesarotti a loro volta erano associati al gruppo? Lei risponde così, amicizia stretta. C'era un'amicizia, però non erano associati, che facevano estorsione, cose, non ne facevano, né omicidi, non facevano di questi. Ora, lei dice che Giuseppe Cesarotti, lei ha saputo che è un uomo d'onore. Guarda, Come concilia, la domanda, ascolti, come concilia queste due diverse dichiarazioni? È vero quello che ha dichiarato il 18 febbraio 1995 o è vero quello che ha dichiarato? la verità è questa. Chiedo scusa, Guarda, aspetti Pulvirenti. Avvocato Paparia, vuol far rilevare dov'è la No, perché contraddizione? voglio dire una parola. Aspetti un momento il sottotitolo. Aspetti Pulvirenti. Dove sarebbe la contraddizione, Come dove? avvocato Paparia, dove sarebbe la Mi contraddizione? scusi, credo di essere stato chiaro. Lui dice che non erano. C'è materia di contestazione sul punto dell'uomo d'onore. Però volevo Sul dire... punto dell'uomo d'onore. Sì. Non la vede lei, signor pubblico ministero? No, il discorso è questo. Comunque, ha non ha detto... importanza se ammette la contestazione, se Chiedo solo scusa questo Presidente, io volevo discorso. soltanto chiarire una cosa. Ha detto come chiarisce con il discorso che non erano associati. In effetti ha risposto Pulvirenti, non erano associati, che facevano estorsioni, cose. Questo l'abbiamo sentito e questo non è la materia di contestazione si rivolgeva a La questo, mi è sembrato contestazione di va comprendere. limitata soltanto all'affermazione Dell'uomo d'onore. Sì. Può rispondere su questo punto? Sì, volevo dire quando io sono andato a Bologna, avevo dei giorni preciso che ero operato di tutte e due parti di linea e mi sentivo proprio, che questo l'ho spiegato pure il giudice, perché poi io ho fatto, dopo un paio di giorni ho fatto un dossier spiegando tutti i motivi e veramente non mi sentivo tanto bene e forse non capivo insomma il discorso, ma però il discorso è questo, e questa è la verità. L'altre due erano che favorivano, ma Pippo era uomo d'onore e non lo dico io, lo possono dire pure gli altri collaboranti, pure Maurizio, questo lo può dire. E io, Presidente, mi riservo di rassegnare, comunque di produrre il verbale che ha fatto oggetto, nella parte nella quale ha fatto oggetto di contestazione. Va bene. Signor Pulvirenti, mi avvio un po' alla conclusione. Lei conosce il signor D'Agata Marcello di cui ha parlato oggi? Sì. Chi gliel'ha presentato a lei, Cesarotti? Da chi le è stato presentato come uomo d'onore?
Io ho detto oggi, mi è stato presentato o di Marcello o di qualcuno, mi è stato presentato in sostanza sicuramente di qualcuno di... Non ricorda quindi da chi è di noi stato a se presentato. stesso, però Ma mi è stato presentato. È possibile che lei sul punto ricorda male o è assolutamente certo di quello che ha detto? Perché siccome Marcello era più a portata di mano, più così, perché non è che uno può ricordare con precisione, però è uomo d'onore e mi è stato presentato. Ma il signor Cesarotti ha detto a lei qualche cosa a questo proposito? Quando mi è stato presentato? Sì? Ma noi altri, quando uno viene presentato si sa come si dice pure la parola. Ma tra gli uomini di onore si ha frequentazione, si ha motivo di partecipazione, non so, a discussioni, a pranzi, a cene, ad affrontare problemi o d'altro? Certo, quando uno è uomo d'onore può affrontare qualsiasi, certo, che c'entra niente. Sì, ma intendo dire però che relativamente. d'accordo, che possa affrontare va bene, ma intendo dire ci si frequenta tra uomini d'onore? Perché non si frequenta, certo, perché non si è frequentato. Lei si frequentava con Pippo Cesarotti? Ma guarda, io ero latitante, Pippo Cesarotti e poi apparteneva per dire nella famiglia Santa Paola, non è che era proprio nel mio gruppo e poteva venire sempre così. Ho visto in quell'occasione che insomma è Quindi stato lei sa solo perché qualcuno di cui non sappiamo il nome gliel'ha presentato? Sicuramente, insomma, sicuramente. Ma Sicuramente io penso Marcello D'Agata che me l'ha presentato. Ma dico lei pensa, ma non è sicuro? Sicuro, però me l'hanno presentato, che insomma è uomo d'onore. Ah, ho capito. Tranquillamente questo. Ho capito. Presidente, ho finito. Io penso Marcello, perché era più a portata di mano, perché uno ne vengono tanti, non è che proprio può, però mi è stato presentato di un altro uomo d'onore. Ho capito. Di Giorgio. Senta Pulvirenti, Malvagna Filippo è suo nipote? Sì. Lei sa se Malvagna Filippo ha commesso un omicidio in Palagonia? Sì. Due omicidi, forse sono stati due. Un duplice omicidio, bene. Lei per questo omicidio diede il suo consenso? Sì. Uno mi pare si chiamava Cialano. Sì, Celano uno, bene. Senta, lei lo ricorda quante persone parteciparono? Da questo omicidio? Sì. Perché guarda, se io per dire davo un omicidio a una persona, certo era quella che poi si interessava di farsi. Sì, esatto. Le chiedo se lei lo sa. Io penso che in questo omicidio ha partecipato pure questo pappalardo. Se lei lo sa, chiedo scusa, il numero delle persone che hanno partecipato, il numero. Ma penso che 3 o 4 persone, poi ci doveva essere lo cambio della macchina e ci dovevano essere pure i guidotto. Questo. Malvagna le raccontò le modalità di questo omicidio? Le modalità, mi disse Malvagna che lui si era travestito insomma con una parrucca, una barba, che insomma ci è andato vicino per spararci e questi non l'hanno riconosciuto. Quindi ha sparato lui? Dico, quindi ha sparato... Penso, non lo so, sicuro sia stato lui, perché insomma... Aveva una parrucca, mi pare che lei ha detto. Lui diceva, io avevo la parrucca e abbiamo fatto questo omicidio. Non è che poi uno, se vuoi, ma sparasti tu, sparavo quello. Nessun'altra domanda, grazie. Niente. Intervento successivo. Abbiamo finito con il contraesame. Presidente, vostra sente, no, noi nel contraesame io non devo fare nessuna domanda, nel caso che non c'è contraesame, che eventualmente si potrebbe anticipare Avola per domani anziché di lunedì, ecco. Questo dipende poi dalle possibilità. Scusi Presidente. Io credevo che non avendo visto nessuno che... Se non ci sono colleghi Non ho visto nessuno, ecco perché... E allora signori, C'è qualche altro. cerchiamo di serrare le fila. Capisco. Avvocato Ragonesi. No, io volevo semplicemente segnalare il programma? che pur comprendendo l'esigenza di economizzare
al massimo. Io personalmente vorrei farlo domani, il contresame. Avvocato, l'esigenza è quella di finire domani alle ore Presidente, 15. se io avessi raccolto le mie carte e me ne fossi andato? Dico, l'esigenza è quella di finire, di rimandare Sì. via il signor Pulvirenti domani al più tardi alle ore 15. Ma domani alle ore 15 vorremmo tutti quanti essere fuori. E appunto questo sto dicendo, siccome abbiamo ancora un'ora di tempo, cerchiamo di serrare le fila stasera. Sì, signor Presidente. Avvocato Aragonese, non si accettano prenotazioni. Lo devo dire. Intanto proseguiamo. Presidente, chiedo Sino alle scusa. 21. Presidente, chiedo scusa, da parte dell'avvocato Attanasio che mi ha telefonato, si trova a Milano e ovviamente dice che domani Non si accettano prenotazioni neanche da avvocati che non sono non è una presenti in aula. prenotazione, mi ha chiesto soltanto di segnalarle che appunto per motivi di lavoro non è presente e che quindi lo farà domani, solo perché lei ne ha Noi non dubitavamo che se l'avvocato Attanasio non è presente è per motivi seri e quindi si presume di natura professionale. Lei ha fatto la segnalazione per quello che va. Signori, Bologna. Presidente, se ci dà 2 minuti l'avvocato Napoli ed io facciamo una parte di controesame. Dobbiamo rintracciare un attimo i verbali che ci allora sono. l'avvocato Spinella, avvocato Catania, Presidente, per alcune posizioni posso farlo stasera. va bene, l'avvocato Spinella vuole procedere? Presidente, in sostituzione dell'avvocato Attanasio, l'avvocato Spinella. signor Pulvirenti, lei ha detto di avere conosciuto Tropea Nuccio al manicomio di Barcellona, Pozzo di Gotto. Sì. L'anno? L'anno penso nel 72 sicuro, verso quest'epoca mi sembra che fu. E secondo i suoi ricordi il Secondo Tropea... le ricordi perché ci fu un paio di volte. No, dico, la domanda è un'altra. Secondo i suoi ricordi il Tropea Nuccio da quanto tempo faceva parte dell'organizzazione, se ne faceva parte? Sì. Faceva parte dell'organizzazione, però non è uomo d'onore. Sì, ma da quanto tempo? Da quanto tempo? Sempre dopo guerra, parliamo sempre verso l'85 o l'86 così, dopo, però non è stato insomma tempo di guerra. Quindi dopo l'85? Sì, dopo, faceva parte dopo. Quindi nel tempo in cui lei l'ha conosciuto non faceva parte dell'organizzazione? Quando l'ho conosciuto io, nemmeno io facevo parte dell'organizzazione. Quando l'ho conosciuto a Barcellona, non è che io facevo parte dell'organizzazione. Neanche lei? Non c'entra, io facevo parte dell'81, l'82, così sono entrato nell'organizzazione. Prima io facevo furti. Ho capito, un'altra domanda e ho finito. Gran Cagnolo Carmelo faceva parte del suo entourage, no? Sì, faceva parte della mia organizzazione, però lui operava insomma a Catania, a Paganello, insomma da queste zone. Come soggetto Gran Cagnolo che tipo era? Cioè voglio dire, mi spiego meglio, era un tipo aperto o un tipo... No, era un tipo troppo attivo, perché come infatti lui faceva... No, io non parlo di attività, diciamo, nel campo dell'illecito. Come carattere era un tipo aperto, un tipo che parlava molto, parlava poco perché era chiuso. Che tipo era? No, non era chiuso di parlava regolare, giusto. Di quello che so io. Poi se quell'altro insomma parlava di un altro modo non lo so. Mi scusi, parlava sempre dicendo cose giuste o qualche volta anche a sproposito? A me non me ne ha detto mai cose di sproposito, a me personalmente. Quindi non mi posso ricordare di queste cose perché non me ne ha detto. Ma con gli altri diciamo associati, con i suoi amici, compagni, era solito vantarsi, farsi bello? Ma mandasse, guarda avvocato, insomma il vandalismo un po' per dire l'abbiamo tutte di certe cose. Con mia non si andava di niente. Poi se quelle ragazze che aveva lui ci diceva qualche parola gli impostiva, questo non lo so, insomma. A sua conoscenza non è pervenuto il fatto che il Gran Cagnolo veniva definito da qualcuno
da qualche amico, da qualche altro affiliato, da qualche altro collaborante, addirittura ciarlatano? No, questo no, invece ciarlatano non c'entrava questa discussione. Certe volte ci dicevano che era magnaccio, ci dicevano queste cose. Questo, ma no, però era una cosa ormai, come si dice, siccome era uno che schizzava, che aveva questi caratteri, questo. Va bene, grazie. Avvocato Catania. Sì. Signor Pulvirenti, lei oggi ha parlato di un acquisto di droga da 2 soggetti palermitani, Sì. ricorda? Sì. Lei mi pare che ha anche detto che la sua organizzazione, o lei personalmente, questo vediamo se lo possiamo chiarire, solo nell'ultimo tempo, nell'ultimo periodo si è occupato di droga, è vero? Sì, come quantitativa sì. Dico no, lei personalmente, Sì. perché, ecco. Dico, Sì, personalmente sì. Dico cosa esatta se dico che l'unico acquisto di droga fatto da lei, da persone a lei vicine, Sì. è stato questo di questo grosso quantitativo? Sì. Oh. Lei però ha anche detto che nella sua organizzazione i suoi gruppi acquistavano droga, vero? Sì, un pochettino, poco però, se l'aspettavano fra di loro, questo sì. Piccoli quantitativi. Sì. E ha anche detto che questa droga l'avrebbero acquistata anche tramite Francesco Tusa. Sì. E questo gliel'avrebbero detto Cosentino chi è? Cosentino Antonino? Sì. Gulisano? Ma tutti l'hanno detto. Aspetti, lei ha detto Cosentino Antonino, io chiedo Gulisano chi è? Gulisano Salvatore? Sì. E Tori Grazioso? Lei è certo di questa circostanza? Ma è certo che sono certo, ma non di questi, tutti l'hanno detto che questo ci dava un po' di cose. Allora io le faccio presente che Cosentino Antonino, sentito in questo processo, il 3 Presidente, indico le pagine. Voglio dire questo, se si introduce questo sistema il pubblico ministero poi si comporterà di conseguenza. Mi permetto di interloquire signor pubblico ministero. Io mi sono spesso opposto dicendo che quando c'è un contrasto il mezzo per superarlo può essere il confronto. E dico soprattutto questo problema si pone quando con la domanda chi tende a risolvere il contrasto e lo tende a risolverlo in senso positivo, non chi tende a assaggiare l'attendibilità in sede di controesame. Quindi siccome qui lui sta venendo a dire alcune circostanze, peraltro del relato, io credo che sia opportuno già in questa sede far presente quello che altri hanno detto. Faccia la domanda, avvocato Catania. Dico, Cosentino Antonino, sentito... Scusi, avvocato Catania, faccia la domanda. Sì, Cosentino Antonino non ha mai detto... Non è una domanda questo, avvocato. Cioè io credo che in tutto ci debba essere... Per favore, faccia la domanda. Rinuncio a essere polemico. Scusi, la domanda come la fa? Sa lei, eccetera, eccetera. Come la fa la domanda? Così. Non è che gli può leggere la dichiarazione di Cosentino, abbia pazienza. Lui ha già detto, che gliel'ha detto Cosentino. Io gli dico... E allora se già ha detto questo... Scusi, questa è materia di discussione. Ma a gioca di cosa se l'hanno pigliato una ultra 10 collaboranti. Era la valutazione dell'attendibilità. Io avevo interesse, Sì. infatti dico, ripeto a dire, Fare sapere al signor Pulvirenti che Cosentino dice cosa diversa, questo interesse. Sì, fin da ora, Presidente. Non credo che interessi tanto al signor Pulvirenti, può interessare la Corte comunque. Certo, Presidente. Allora, la Corte lo sa. Io allora mi interessi che resti verbalizzato che Cosentino Antonino, Gulisano Salvatore e Grazioso Salvatore, in atti, in verbali, Non lo possiamo verbalizzare in questi termini, avvocato Catania. Di che cosa stiamo parlando? Scusi. Presidente, di quello che sto parlando. Non si può consentire una verbalizzazione in questa forma. Lei sta controesaminando, può fare domande. Allora faccio domande, Presidente. Sì. Se hanno detto questo hanno detto fesserie. Ma vede, loro può essere che hanno detto fesserie. Ora vediamo se per caso in ipotesi, anche involontariamente, l'ha dette lei.
Perché lei, ad esempio, sentito in data 24/11/94, a pagina 204, ha detto che né Gulisano né Cosentino, che pure lei dice si occupavano di droga, lei non sapeva dove Gulisano o Cosentino compravano la droga. Sì, ma io l'ho spiegato questo poi in uno manoscritto, e l'ho spiegato un'altra volta, non è stato per malafede, per cose, perché io ho detto tanti omicidi, tante mille cose, e in quel momento non ho pensato le cose come le dovevo dire, come erano, e ho fatto presente al magistrato che io Aspetti, signor dicevo le cose precise che le scrivevo in come erano. Lei, io le sto parlando di quando lei è stato sentito davanti alla Corte di Assise, davanti a questo stesso Presidente che lei ha di fronte, all'udienza del 24 novembre 94. È una domanda che le fa peraltro non un avvocato, il pubblico ministero, è una domanda che le fa il giudice all'atere, e lei dice: sì, pure Gulisano e Cosentino spacciavano droga, però non so dove la prendevano. Sì. Perché era proprio fra di loro stessi, perché era questione proprio di cose poco, di 50 grammi, di 20 grammi, di 30 grammi, si occupavano, poi la tagliavano. Oggi lei ha detto ripetutamente che il Cosentino e gli altri gli hanno detto che la droga la compravano da Francesco, nipote di Madonia. Me la spiega questa differenza? Questa differenza l'ho spiegata perché mi trovavo un momento che io, insomma, un momento così, però sto dicendo, questo che sto dicendo adesso è proprio la verità. Si mi trovava in un momento così, che vuol dire che quando lei deponeva, quando ha deposto in quei 2 giorni davanti alla Corte d'Assise, diceva sciocchezze, non era no, non dicevo sciocchezze, ora mi sono riguardato le cose precise come sono, me le sono riguardate. Cioè, adesso lei, che sono passati circa 2 anni da quella dichiarazione, e rispetto ai fatti circa 7-8 anni, ricorda meglio di quando ricordava a novembre 94. No, ma è così però. Sì, signor Presidente, io però le voglio dire che altro argomento, avvocato Cattaneo, è sufficiente. È così. Perché oggi ho detto cose che io prima non le avevo detto, perché ancora devo dire altre cose. Per sua conoscenza le faccio sapere che nemmeno il Gran Cagnolo ha detto che Francesco sa se t'attrava dopo. Presidente, dico, questo tipo di interrogatorio credo che neppure nel controesame sia previsto. Io non ho capito se l'avvocato fa dichiarazione condivido l'opinione del pubblico ministero. Io avevo interesse, volevo fare un controesame in cui mettevo il collaborante davanti alle dichiarazioni versate in atti che altri hanno fatto. Avvocato Cattaneo, se noi in un processo ma lei di non l'ha mai questo genere, scusi pubblico ministero, cominciamo a mettere tutti i dichiaranti di fronte alle dichiarazioni contrastanti di altri dichiaranti, noi non ne usciamo più completamente. Quindi è un metodo che, al di là di una visione, diciamo così, di un approfondimento scientifico, se sia ammissibile oppure no, perché certamente non si tratta di contestazione nel senso dell'articolo 500 del codice di procedura penale, benissimo, io escludo si possa adottare. Io su questo Presidente era il mio controesame riguardante che riguarda Tusa. Per il resto stasera non sono in grado di andare. Benissimo, ulteriori interventi. Avvocato Napoli. Mi scusi. Napoli. Avvocato, no, c'è anche l'avvocato Rapisarda. Chi è che interviene prima? Io ho bisogno di mezz'oretta. No, lei non l'avevo visto. Allora, l'avvocato Napoli e l'avvocato Rapisarda. Mettetevi d'accordo. Ho bisogno di una mezz'oretta, io eventualmente se volete andare voi non ci sono problemi. Allora, avvocato Napoli? Sì, Presidente. Presidente, posso allora sì? Allora, senta, il nostro controesame verte soltanto su 2 dei
per questa sera verte su 2 degli assistiti, Presidente, Vincenzo e Francesco Santapaola. Sì. Allora, signor Pulvirenti, sono l'avvocato Napoli. Senta, lei ha detto che conosce i figli di Benedetto Santapaola, è vero? Sì. Come si chiamano? Uno Francesco e uno Enzo. Bene. Dove li ha visti e quante volte? L'ho visto un paio di volte, l'ho detto, a San Giovanni alla Punta, e una volta l'ho visto da una casa di questo di Cesarotti. Benissimo, di questo è sicuro? Sì. Dunque, signor Pulvirenti, io le devo contestare che nell'interrogatorio che lei ha reso il 18 marzo 95 a Firenze, su domanda di questo stesso difensore, lei così si è espresso. Il verbale, Presidente, è depositato agli atti, operazione Vega. I figli li ha mai incontrati durante la latitanza? I figli li ho visti una volta sola, dove si trovava latitante lui. Non era latitante lui, sì. Una volta sola. Quest'oggi lei è venuto a dire che sono già 2 o più volte addirittura. No, penso 2 volte, penso. 2 volte. Allora Penso quella volta 2 volte. non ricordava che l'aveva visto 2 volte? Penso 2 volte. L'ha ricordato ora? Ho capito. Senta, mi può chiarire come si fa a diventare uomo d'onore? E come si fa a diventare uomo d'onore? Sì. Non stiamo parlando dell'iniziazione, spero. No, come si fa a diventare uomo d'onore? Se diventa uomo d'onore, ho detto come si fa il battesimo. Non lo voglio sapere, questo l'ho già detto. Io desidero sapere come si fa. Cioè come avviene. Si è preso in simpatia che si doveva fare uomo d'onore e si è fatto uomo d'onore. Attenzione, chi lo prende in simpatia? C'è una persona, 2, 5? Quando si fa uomo d'onore? Sì. Certo, ci deve essere uno che sempre ci deve essere, insomma, il rappresentante. Allora, poi non è che ci devono essere per forza tutti, no, questo no. No, non c'entra. Allora, ci devono essere per forza tutti. Quindi c'è uno che fa la proposta, è così? Viene proposto, certo, viene proposto di un altro picciotto d'onore. Giusto, a chi viene proposto? Viene proposto sempre a capo. A chi? Un rappresentante. Al rappresentante. E il rappresentante cosa fa? Riunisce il consiglio per il conferimento, per la nomina? Ma un rappresentante poi lo va dicendo così, ma no, lo va dicendo, insomma, può essere che poi, secondo i tempi della latitanza, di cose, può darsi che si fa e poi magari si fa sapere. Non è che per forza va. Ho capito, però io devo fare una domanda. I consiglieri devono necessariamente saperlo? Ma pure in secondo tempo, non è per forza lo devono sapere Lei subito. per secondo tempo che intende? L'indomani, dopo un mese o dopo un Ma anno? magari dopo 20 giorni, dopo un mese, secondo le circostanze che si presendono. Se uno è latitante e un altro non può venire. Benissimo, No. però lo devono venire a sapere i consiglieri, necessariamente. Certo. Certo, benissimo. Lei era consigliere dal... Io l'ho detto che questo era Scusi, un lei era consigliere dal... Ma io, Quando è stato fatto consigliere? io circa un anno prima di arrestarmi, così. Quindi lei, Manchi- mi perdoni, all'inizio del 92 fu consigliere lei? Così, nell'inizio, sì. Era consigliere dall'inizio del 92 o sbaglio? Sì. Bene. Senta, lei ha detto che il figlio Enzo è stato fatto uomo d'onore, così lei ha saputo, da chi? Ma giustamente lo doveva sapere, l'ho saputo di Piero, che il figlio di zio è stato fatto uomo d'onore. Scusi, da chi l'ha saputo? L'ho saputo di Piero e di tutti, in seguito insomma si parla. Chiedo scusa, lei poco fa ha fatto altri nomi. Ma pure di Marcello, di Piero, di... Mi scusi Pulvirenti, lei poco fa ha detto su domanda del pubblico ministero di averla preso non da Piero ma da altro componente, ci dice chi? L'ha già dimenticato? L'ha già detto, avvocato, non l'ha dimenticato, l'ha già detto. Allora se me lo ripete l'ho per detto, piacere. un po' di Marcello, di tutti insomma, prima magari lo appende di uno questo discorso, poi a mano lo appende di tanti. Quindi prima lei l'ha preso da chi? Da Marcello? Da Marcello. E poi? E poi pure Piero me l'ha detto, Pugliesi. Pure Piero, ho capito. Pure me l'ha detto. Ma poi anche altri, non è che uno può. Però. E dico, lei come consigliere non è stato informato ufficialmente? Ma non signora, non c'entra questo, ma non c'entra. Quando
basta che c'è i vice rappresentanti, i rappresentanti, non è che per forza ci devono essere, Ma allora e allora uno scusi, si questi spostano 4 consiglieri- persone che sono latitante per fare no. Scusi, questi consiglieri allora a cosa servivano? Ma non c'è... Se non potevano essere, non erano Sì. messi a conoscenza di un uomo, di quando uno veniva fatto uomo d'onore, scusi. Beh, non ho messo in conoscenza se uno può è libero, ma se uno è latitante può venire in conoscenza anche dopo. Una volta che una cosa la dice lo rappresentante, Benissimo, io lo stesso che lo dice tutti. Non è Benissimo, importante. lei era latitante all'epoca, mi dica un po', quando è che è stato fatto per quelle che sono le sue informazioni uomo d'onore? Lui è stato fatto uomo d'onore, io so portare delle specificazioni, quando è stato fatto Gino Rannisi, Sì, Matteo Sando, sì. in quei tempi, un paio di mesi prima insomma, di arrestarlo, perché aveva circa 2 mesi prima di arrestare Gino Rannisi. E allora a che periodo siamo? In che mese siamo? Questo siamo, perché vede come io porto delle specificazioni, però non è che io ora... Ha ragione lei, ma siamo all'inizio del 92, nella metà del 92. Quando hanno arrestato a Gino Rannisi, questo? Lei come lo colloca? All'inizio, alla metà Sì, io lo colloco perché Gino Rannisi, Mazzeo, questi aveva circa 2 mesi che erano stati fatti uomini d'onore, eppure avevano fatto un figlio di Santa Paola. Quindi diciamo 92, fissiamo solo l'anno. Ma insomma, così. E lei nel corso poi di... nell'ultimo tempo, sì, 2 mesi prima di restare a... Benissimo, e quindi lei nel corso di 10 mesi, fino al giugno del 93, quando è stato arrestato, non le è stato comunicato come consigliere, è vero? Ma che c'entra come consigliere? Una volta che per dire viene un altro, dice chi sto qua, per dire uomo d'onore, non c'entra insomma, che discussioni sono queste? Va, non c'entra completamente questa discussione. Pulverente, lei si infastidisce, a me sembra strano che uno che fa parte del consiglio, cioè il numero 2 e il numero 3, non deve sapere chi sono gli uomini d'onore della famiglia. Ma sì, Scusi, si può sapere anche dopo, se non sei sto cavaliere dicendo. di lei nel sentire queste cose, abbia pazienza. Ecco, benissimo, allora mi dica... Siccome lei vuole dire di prima, non signora, questo non c'è, perché Allora lo i possono dire consiglieri, pure gli scusi, altri. non venivano informati degli uomini d'onore nuovi che venivano fatti, è chiaro? È così. In secondo tempo, sì, pure in secondo tempo, non è che per forza quando si fa un uomo d'onore... Scusi, avvocato, non tragga conclusioni però. Bene, una Non tragga conclusioni ci perché sembra. lei da questo comportamento vuole desumere una regola generale e questo non mi sembra operazione logicamente legittima. No, Presidente, scusi. Quindi lei faccia il suo controesame e non tragga conclusioni da quello che Presidente, io non sente. traggo alcuna conclusione, chiedo soltanto e attendo risposte. Lui ha detto testualmente, Presidente, scusi, lui ha detto testualmente, il collaborante ha detto testualmente, non si poteva conoscere subito, però dopo 20 giorni, un mese, si veniva a conoscenza. Secondo per dire c'è una quella località si trovava. Succede per una qualsiasi ragione che Pulvirenti l'ha saputo dopo 6 mesi, lei da questo non dico in questa sede non deve trarne una regola È giusto, da non sto- contestare a Pulvirenti. Andiamo avanti. Poi la trarrà nella sede competente È stato fatto la conclusione. Senta, quando lei è andata a trovare Santa Paola e c'era il figlio, voi avete parlato con Benedetto Santa Paola, il ragazzo è rimasto con voi? Ma quando ci sono stato io in Santa Paola non abbiamo parlato con il ragazzo di queste cose. E allora il ragazzo che è successo? Se n'è andato di là, l'hanno mandato di là, che cosa è successo? Ma quando io sono andato in Santa Paola non è che un ragazzo era fatto uomo d'onore. Ah, non era ancora uomo. Ma non c'entra. Che Avete c'entra? discusso in presenza del Io a figlio? Santa Paola poi insomma aveva un bel pezzettino che non vedeva, non è che Dico, ma io avete- coso fu fatto avete- uomo d'onore che io non mi ero incontrato con Santa Paola per discutere sto fatto se suo figlio è uomo d'onore, no. Io poi l'ho avuto rapportato. Questo l'ho capito. Però dico, quando lei è andato là e avete discusso, i figli erano presenti o no alla vostra Ma discussione? quando ci sono stato io non ero un uomo d'onore, non era uomo d'onore, tranquillamente. E io non le ho chiesto questo, le ho chiesto se hanno partecipato alla discussione fra voi due. Ma non signora, Non signore. non signora, io non ho fatto mai discussioni con i figli di Santa Paola. Ma per quale motivo? Le chiedo. Salutare, buongiorno, buonasera, così, va, non c'era dialogo. Presidente, continua l'avvocato Strano.
sul punto. Senta Pulvirenti, lei ha dato già 2 nominativi che le hanno parlato di questa notizia dell'iniziazione di uomo d'onore di Enzo Santapaola. Poi ha detto che gli hanno detto anche altre persone o solo questi 2? Guarda, poi si parla, non è che non si parla, una volta che si dice che è stato fatto uomo d'onore, giustamente incontrandosi qualche volta con un altro ragazzo di uomo d'onore, la cosa si sa, non è che ora posso pensare tutti questi che io mi incontravo e si parlava, però la cosa specifica è questa, che io so che è stato fatto uomo d'onore e poi sono stato avvisato, me l'hanno detto. Senta, lei che rapporti era con Samperi? Severino Claudio. Con Samperi, Claudio? Sì. Certo, era con me Samperio Claudio prima, e poi è stato più con Piero, con Cangagnolo, quello che sai è stato a Catania e poi lui è stato magari più stretto a Santa Paola, però prima era insieme a me, nelle prime tempi, però poi è stato di più vicino a loro, a Catania. Lei dopo il suo arresto l'ha visto a Samperi? Come? Dopo il suo arresto si è mai incontrato con Samperi? Dopo l'arresto suo? No, io quello ho visto. Sì. Senta, quindi la notizia dell'iniziazione a uomo d'onore di Enzo Santapaola era una notizia diffusa, cioè la conoscevano tutti, molti perlomeno, o era una notizia riservata? Una notizia, giustamente Claudio Samperi se lo sa, lui è uomo d'onore pure. No, non sono tornato su Claudio Samperi. Cioè, lei mi ha detto che l'ha saputo da 2 persone e poi l'ha saputa da altri in giro, va? Era una notizia che si sapeva, la sapevano tutti nell'ambiente. Ma certo, chi era riservato che non so a sapere? Non era una notizia riservata e segreta? No, non è segreta, fra uomini d'onore no, non è segreta. Gli altri certo, non è che l'auci e quelle affiliate possono sapere, però fra uomini d'onore si può parlare, quindi questo appartiene a cosa nostra. Quindi lei l'ha saputa certamente da uomini d'onore? Sì. Che venivano a trovarla dove lei era latitante? Certo. Senta, questa iniziazione, cosa le fu riferito? Fu fatta in un'unica cerimonia? Sì, mi sembra che hanno fatto una unica cerimonia. Per chi? Hanno fatto... E per chi l'hanno fatta? Per chi? Come? Chi erano gli altri uomini d'onore? Quelli che Ma furono io fatti? genero Piero c'era Puglisi, sicuramente perché me l'ha detto lui, e poi Addo c'era, il rappresentante ci deve essere per forza, poi giustamente non è che io ci domando chi c'era, chi non c'era, non ce lo chiedo. Sì, io voglio sapere chi fu fatto uomo d'onore assieme ad Enzo. Vedi che... in questo tempo fu fatto uomo d'onore sicuramente Gino Rannisi e Cose Mazzeo. Sì, solo questi 2? Questi 2 mi pare, sì, mi pare questi 2. E lui 3. E lui 3. E mi sembra Enzo pure, Enzo Coso, Enzo Aiello. In questo periodo furono fatte queste 4. Sì. Senta una cosa, ora mi dica una cosa, lei come requisiti, lei poco fa ha risposto a domande dell'avvocato Napoli, ma non ha risposto a una domanda. I requisiti per essere uomo d'onore all'interno di una famiglia, quali sono? Solo essere simpatico? Perlomeno lei questo poco fa più o meno ci ha detto. Ma deve essere simpatico, può dire che insomma ci sia simpatico alla famiglia, non è che per forza deve essere un uomo d'onore che per forza fare amicizia, cose, anche può avere un'altra attività, un'altra cosa che viene affamiliato lo stesso, viene fatto uomo d'onore. Senta, quando le fu riferito... Non è che per forza deve essere... Quindi uno può essere fatto uomo d'onore senza avere mai fatto un reato? Un reato, qualche reato insomma, perché prima viene avvicinato, poi viene affiliato e poi viene fatto uomo d'onore, qualche cosa la fa senz'altro. Ho capito. E che la sua notizia che cosa ha fatto Enzo Santapaola per essere uomo d'onore? No, in mia notizia io non so niente che ha fatto. A lei non lo sa? No, io non lo so questo, io l'ho detto che non lo so. E quando le hanno raccontato che era stato fatto uomo d'onore, lei a quel punto sapeva se aveva fatto dei reati Enzo Santapaola?
No, per cosa del reato non lo so. Lei non lo sapeva. E No, allora l'ho quando le diedero la notizia, lei era già consigliere, no? Sì. Quindi conosceva le regole per essere fatto uomo d'onore? Sì. Sì. E allora non domandò che reati aveva fatto per essere No, provato? non si domanda che reato ha fatto, cosa sta dicendo lei? Ah, lei Questo non non esiste. Ho capito. Lei quindi perché- come consigliere della famiglia e uomo d'onore non era abilitato a fare domande? Ma no, ma chi lo dice questo? E che ci dico uno, insomma, che reato ha fatto questo per fare l'uomo d'onore? Ma non c'entra questo. Ma lei si meravigliò di questa iniziazione per un ragazzo che lei sapeva non aveva mai fatto reati? O non si meravigliò? Io non mi sono meravigliato. Il fatto era il figlio di lui, del rappresentante, quindi se l'ha deciso lui che suo figlio doveva essere uomo d'onore, vuol dire che questo io voglio dire. Per me io devo dire la verità, Lei non lo si vedevo, meravigliò. insomma, per Lei me. non si meravigliò? Per me. Lei non lo vedeva, che vuol dire? Ma non lo vedevo che doveva essere questo fatto un uomo d'onore, secondo la mia opinione questo. Non è che mi sono meravigliato, secondo la mia opinione. Io non sapevo niente di questo, se avevo fatto reato, cose, niente. Sapevo che non ne aveva fatto. Senta, e tutti quelli che gliene parlavano, cioè si parlava di questa cosa, lei ha detto di averlo appreso da parecchie persone, no? Sì. Sì. Ma dici che è un argomento, lei non faceva domande su questo argomento, però ne parlavate così spesso. Ma giustamente una volta che viene uno e mi dice, per dire, un figlio tuo zio, viene Piero, Puglisi e mi dice pure, figlio tuo zio è fatto uomo d'onore, appartiene a Cosa Nostra, anche non si dice uomo d'onore, si dice è Cosa Nostra. Questo è il discorso. Ma queste persone che gliene hanno parlato esprimevano sorpresa, si meravigliavano, dicevano... No, non c'era meraviglia, non ce n'è meraviglia. C'era qualcuno che diceva che magari sarebbe toccato ad altri piuttosto che a Enzo Santapaolo a diventare uomo d'onore? Ma gli altri, Filippo Mavagna doveva essere fatto pure, c'era quella cosa che doveva essere fatto uomo d'onore, a Fioli Ciardello e c'era pure che doveva essere fatto uomo d'onore, però ci vuole il tempo da queste cose, non è che poi... Ci vuole anche di non essere tossicodipendente, penso, no? Ma lei a che si riferisce tossicodipendente? Io le ho fatto una domanda, non mi riferisco a nessuno, lei risponda. Io rispondo che di quello che dice lei per Mavagna è stato... Io non l'ho detto, comunque se lei ci parla di Malvagna lo identifico Di come Malvagna io sto tossicodipendente. parlando perché sono stato interpellato di questo io. No, io non ho fatto il nome di via Malvagna. ci vuole, sono interpellato, che io ho detto che noi ce l'abbiamo guardato bene per vedere se si giocava e lui insomma era preciso che poi non si giocava, ha avuto qualche storia del ragazzo così. E poi Senta, l'abbiamo allora, guardato. visto che lei ci tiene tanto a parlare di Malvagna, lasciamo per un attimo Santapaolo e parliamo di Malvagna. È stato allora tossicodipendente Malvagna? Non è che è stato tossicodipendente, avevo avuto qualche cosa del ragazzo, questo. Ah, sì? Tossicodipendente E quindi no. più o meno a che età si è disintossicato? Anzi, è stato mai tossicodipendente tanto da doversi Ma disintossicare? poi lui è stato in galera, è uscito dalla galera, quindi non è che era buono, non aveva niente. Ho capito. E poi lo possono dire tutti, era intelligente, non è che, perché tutto, si spiegava tutto questo lui. Quindi al momento del suo arresto, del suo di lei Pulvirenti e dell'arresto di Malvagna, Malvagna era disintossicato da anni? Sì. Da quanti anni? Ma da quando anni, perché poi lui si è preso a mia nipote, quindi doveva essere, noi ci abbiamo guardato, si era pulito, sì o no, e quindi risultava che poi era pulito, non risultava questo, perché è stato sorvegliato da noi altri, se lo dobbiamo disintossicare, è stato, perché una volta che era con noi lo sorvegliamo, è stato sorvegliato pure a casa sua, e, insomma il risultato che lui era. Comunque ora vedremo se lei ha mai detto cose diverse. Quindi a suo ricordo oggi il Malvagna era disintossicato da parecchi anni? Da parecchi anni, prima di sposarsi, io non posso sapere quanti anni. Io non so quando si è sposato. E questo non ci penso nemmeno io. Più o meno. 10 anni, 30 anni, un anno? No, quelli 10 anni, 2 più di anni. meno. Quanti? 4?
No, Quando si è di sposato? più, penso di più. Era disintossicato da più di 4 anni? Sì, penso di più. Nel 90 com'era? Intossicato o no? Come? Nel 90 era tossicodipendente, Malvagna? Ma quello è un tossicodipendente nel 90. Chi c'entra? Se quello era un capogruppo di Mister Bianco che reggeva una guerra, che insomma era lui che si interessava. Perché lui ne usciva nel 90 dalla galera. E poi come è uscito è stato un gruppo a Mister Bianco, un capogruppo. Uno insomma che ha deciduto a dirigere Ora le ci, cose ora di ci Mister torniamo su Malvagna. Senta, lei aveva un rapporto di confidenza con Santa Paola Benedetto? Un rapporto? Di confidenza? Certo che avevo un rapporto di confidenza, come? Quindi a lei è mai capitato di sentire Santa Paola manifestare la volontà di tenere fuori i figli da qualsiasi rapporto con la sua di lei Pulvirenti associazione o con associazioni criminali? I suoi figli? Lontani dal crimine. Gliel'ha mai detto Santa Paola? A me questo non me l'ha detto. Perché io capivo che insomma questi ragazzi erano una specie di studenti così quando venivano, capivo che insomma specialmente più piccolo completamente era pazzerino e non c'entrava, però il grande era più serio, questo, ma mi ricordo questo io. Sì. Però non è che si parlava di cose criminali, non si parlava, ma poi non Comunque c'entra lei conferma che quando lei incontrò i figli di Santa Paola, lei incontrò Santa Paola durante la latitanza, ci ha riferito, no? E quando voi parlavate di questioni vostre, i figli andavano nell'altra stanza. Sì. Sì. Quindi lei non... No, perché non sei un uomo onore, non può... Oltre a questo elemento, che già è a mio giudizio sufficiente, comunque non ha importanza, lei non ha altri elementi per dire che i figli erano completamente estranei e si trovavano col padre solo perché erano i figli e lo volevano vedere? Io ho saputo, Rebocadira, poi come l'ho detto, ho saputo che suo figlio Enzo era stato fatto uomo d'onore e il piccolo non era niente. Da quanti giorni l'ha saputo questo fatto lei? Da quanto Rispetto a giorni? oggi, sì, rispetto a oggi, quanti giorni fa l'ha saputo? Come rispetto a oggi? Rispetto a oggi, quanti giorni fa l'ha saputo che è stato fatto uomo d'onore? Che sta dicendo lei? Di oggi? Sì, da oggi. Non lo so che... Io ho saputo quando è stato fatto uomo d'onore, l'ho spiegato. È stato fatto uomo d'onore lui quando hanno 2 mesi prima, circa 2 mesi prima, 40 giorni prima, di essere arrestato Gino Rannisi. A questo punto l'argomento per la Corte non ha più nessun interesse. Se vogliamo passare all'altro. L'argomento specifico, da quando l'ha saputo, non l'argomento Enzo Santa Paola. L'argomento fatto uomo d'onore. E allora facciamo un'altra domanda. È mai capitato con lei di fare discorsi, lei ha fatto mai discorsi con Santa Paola relativi a reati? Benedetto Santa Paola. Pure Benedetto, discutiamo, certo discutiamo reati. Davanti ai figli ne ha fatti lei discorsi? No, davanti ai figli no. Ma poi i figli che erano sempre là? Quando c'erano? Ma che discussione? Una volta o 2 volte? Scusi, fermi un attimo, su Pulvirenti, si fermi un attimo. Io, Presidente, mi scusi. Io capisco che ognuno si esprime secondo i propri pensi. Avevamo uno scambio, mi scusi. No, per carità. Dico, io capisco che ognuno si esprime secondo i propri pensi, però è irritante per un avvocato sentirsi dire ogni volta ma lei che discussioni fa? Glielo spieghi un po' a Pulvirenti che posizioni abbiamo, ecco, cioè che è lui e che funzioni oggi. Con questo suo discorso che io condivido, già il signor Pulvirenti si può adeguare alla persona dell'interlocutore, allo stile dell'interlocutore. Io, secondo che mi ha detto la discussione a me, confermo che lui è uomo d'onore, questo.
Sì, però vorrei che questo Non argomento... gliel'ho fatta la domanda, Presidente, è lui che lo conferma. Benissimo, va bene. Spontaneamente. Allora, non è che è colpa. passiamo ad altro. D'altro canto l'ha detto spontaneamente 2 volte, quindi senza che nessuno gliel'abbia mai domandato. Senta, torniamo a Malvagno allora, così allontaniamo questo argomento che pare un po' troppo scavato. Malvagno è stato mai legato con una catena per evitare che si drogasse? Ma non è vero che è stato legato, è stato tenuto dentro, insomma è stato minacciato se lui al vuoto si giocava, si faceva, invece ci abbiamo preso pure l'orina, ci misimo un infermiere per vedere se era vero che questo, e poi è risultato pulito, questo è stata... Senti, quindi lei dice che non è stato mai legato con la catena? Neanche da altre persone? È stato tenuto a cura Legato dentro. con una catena? Ma non era legato, Sì o no? non era vero legato. Va bene, senta, per quello che vale, tanto poi le interpretazioni delle sue risposte saranno legate anche ad altri argomenti. Comunque il 18 marzo del 95 all'Aula Bunker di Firenze il professor Vega le ha detto cosa diversa, non so come le concilierà, io alla Corte la devo mettere a conoscenza di questo. Dunque, lei in campagna, stiamo parlando proprio di Malvagno, l'ho allegato con una catena anche per aiutarla a disintossicarsi? E lei risponde no, non sono stato io a legarlo perché io non ci sono andato mai. Chi fu a Non legarlo? ci sono andato mai, Sì, esatto, bravo. non penso Perfetto. Però poi dopo c'è un'altra domanda e dice chi fu a legarlo con la catena? E lei non nega in quell'occasione, dice è stato Pugliarelli, è stato mio figlio Salvuccio che l'hanno legato, lo minacciavano, un minuto, che l'hanno legato perché lui diceva che prendeva l'orina di sua moglie, diceva a sua moglie dammi l'orina e la faceva è stato, allora perché dico è stato messo in guardia per vedere che a volte lui prendeva l'orina di sua moglie. Invece... mi scusi avvocato, da dove risulta che il Pulventi ha detto che l'hanno legato con la catena? L'hanno legato, non con la catena. Foglio 39, Presidente. Dottore Bertone, lei se per vedere il fatto dell'orina se era giusto o no. Aspetta. E che? Allora, dottore Bertone, pagina 39 del verbale, penultimo rigo, domanda. Chi fu a legarlo con la catena? Risposta del signor Pulvirenti. È stato Pugliarelli. È stato mio figlio Salvuccio che l'hanno legato. Ora lei mi sta dicendo perché non dice con la catena? Le sembra una... Avvocato, io le dico, non Mi penso scusi, nulla. dottore. Se lei attribuisce delle parole all'imputato, le deve attribuire sulla base di una lettura precisa. Dottore Bertone, io ho fatto una lettura più che precisa, ho letto parola per parola. Poi ha letto parola per parola e comunque non ha detto il Pulvirenti che l'ha legato con la catena. È un'affermazione di chi lo interroga. Allora, prendiamo la contestazione nei limiti Mi scusi, Presidente, che possono essere pacifici. c'è un'opposizione a questa mia lettura da parte Pare che sia implicita, la interpreto io come una posizione e allora ammettiamo la contestazione nei termini i termini in cui sono questi, io gliela possono rileggo. essere ritenuti pacifici. No, Fu legato Presidente, scusi, pacifici. o non fu legato Malvagna per quanto è a sua conoscenza? Per quanto a sua conoscenza Malvagna fu legato o non fu legato? Malvagna fu guardato a vista di questo fatto, perché pensavamo a volte che ne ingannava sull'orina, perché noi ci pigliavamo l'orina e la buttavamo nelle zare e l'orina risultava pura, e allora abbiamo fatto questo fatto di Pugliarelli, mio figlio, e penso che pure Leonardi Giuseppe sia interessato a questo fatto, che lui è collaborante e lo può dire con precisione perché io non ci sono mai andato, per vedere se l'orina era giusta come diceva lui. Per questo è stato insomma guardato a vista. Quindi lei continua a dire che non è stato legato? Ma legato sì o no? Non lo so, poi con precisione, penso magari può essere discorsi che si fanno, perché una volta che c'è persone che devono curare una persona non c'è bisogno manco di legarlo. Bene. Ma può darsi magari che si dice per sbavaderia questa discussione. Allora, Presidente, questo dico io. Apprezzo le acrobazie. Magari che può essere che ci fu questa discussione. Signor Pulvirenti, però vorrei finire la lettura della sua risposta, perché ci sono altre frasi che non sono arrivato a leggere. Allora io ricomincio dall'inizio.
Lei l'ha allegato, non sono stato io a legarlo. Chi fu a legarlo con la catena? Quella fu la domanda, non ha importanza. È stato Pugliarelli, è stato mio figlio Salvuccio che l'hanno legato perché lui diceva che prendeva l'orina di sua moglie. Diceva a sua moglie, lei stia zitto, diceva a sua moglie dammi l'orina e la faceva analizzare. Risultava giusta e poteva uscire fuori. Punto. Allora, avendo questo dubbio che suo padre l'aveva scoperto, l'hanno legato un giorno o 2 giorni. Ora dico, qualsiasi tipo di lettura con catena o senza, si vuole seriamente sostenere che è in contrasto quello che ha detto allora con quello che ha detto oggi o no? E voglio far Però poi ho detto che l'orina è stata giusta e è stata giusta. Lasci che... Presidente, io volevo far rilevare per la precisazione che in una lettura precedente fatta dall'avvocato Napoli in altra occasione si è addirittura detto che era stato legato in un canile. Quindi per la precisione dei termini, e questo lo dico come dichiarazione verbale, quindi le letture, e mi riporto a quello che ho detto poc'anzi, vanno fatte con precisione. Dottore Bertone, io solo condivido, ritengo però assolutamente inopportuno che lei lo dica in questa occasione nella quale io mi sono limitato a leggere parola per parola esattamente quello che c'era in quel verbale. Sono d'accordo che le letture vanno fatte con precisione, ma io l'ho fatta con precisione, quindi non vedo il motivo di questa sua sottolineatura. Abbiamo precisato la posizione rispettiva delle parti, abbiamo registrato anche la risposta di Pulvirenti. Se c'è richiesta si ammette il verbale nei limiti della contestazione. Credo che faccia già parte del fascicolo del dibattimento. Ah, si tratta del fascicolo, perfetto. Quindi lo troverà e potrà seguire anche dalla registrazione orale se io ho aggiunto o tolto qualche parola. Mi scusi un attimo, Presidente. Chi fu il padrino di Enzo Santapaola alla cerimonia di iniziazione? Non lo so, non è, insomma, non è che dove avvenne questa cerimonia? Mi sa dire dove avvenne questa cerimonia? No, nemmeno quello di Gino Rannisi io so, insomma, che è stato il padrino. Sai chi è stato il padrino di Mazzei? No, non lo so. Chi è stato il padrino di Enzaiello? No, di queste non lo so, perché non c'ero io e non lo so. Le hanno detto chi era presente in quell'occasione? Ma in quell'occasione per forza ci doveva essere Santapaola. Questa è una sua deduzione. No, ci deve essere per forza. Allora le hanno detto che c'era? Perché se non c'è il rappresentante, il vice rappresentante non si può fare. Bene, le hanno detto che c'era? O è un suo giudizio? C'era, certo che c'era. Certo che c'era. Allora le hanno detto solo che c'era Santapaola e non le hanno detto chi c'era di altri? Ma non è che io, insomma, mi informo chi c'era, chi non c'era. Abbiamo fatto e allora questi. Perché le hanno detto che c'era Santapaola? Sono state fatte queste uomini d'onore, poi basta, non c'è per dire discussioni. Quindi non le hanno detto che c'era? Non c'è, non ci sono discussioni. Ma le hanno detto se c'era Santapaola Benedetto? Ma certo che c'era. Non certo, voglio sapere se gliel'hanno detto. Me l'hanno detto. Sì o no? Sì. E le hanno detto solo per Santapaola? Per altri solo no? Per Santapaola, e Santapaola c'era, tranquillamente. E ci devono essere per forza, poi se ci sono altri non sta, insomma, che ci devo domandare o non, se me lo dicono me lo dicono, se non me lo dicono io non ci dico niente. Senti, io le vorrei fare un paio di domande che non c'entrano niente con questo argomento. Lei stamattina ha parlato di Pattarino. Sì. E le è stato domandato se Pattarino avesse una squadra o un gruppo. Sì. E lei ha risposto, qualche ragazzo l'aveva. Che ragazzo l'aveva? E poi ha aggiunto, lui l'ha detto, Pattarino. Lei come fa a dire che l'ha detto? Gliel'ha detto a lei? A me, lui l'ha detto a questi ragazzi che io mandavo all'Augusta, perché l'hanno accettato loro stessi. Perché facevano dell'ostruzione, vendevano gioca, questo. Quindi l'ha detto ad altre persone, non a lei? A me no, io quando l'ho incontrato che era con suo padre, non è che abbiamo parlato di affari, di cose, non abbiamo parlato completamente.
Senta, un'altra Perché cosa. io ho detto che suo Un'altra padre cosa, mi non scusi, voleva mi che lui infatti faceva queste strade. Vabbè. Senta una cosa, lei ha parlato di una persona dicendo che non era affiliato, non faceva parte dell'organizzazione, eccetera, però era a conoscenza dei suoi movimenti, un tale Pappalardo. Sì. Questo Giuseppe, sì, non l'imputato di oggi. Sì. Ma questo è possibile quindi che una persona latitante appartenente all'organizzazione riferisse i suoi movimenti Vabbè, a persone non affiliate? Ma guarda, l'avevamo tutte di fiducia, questo non è quello di cui io lo dicono tutti, l'avevamo di fiducia, io lo potevo mandare pure in Santa Paola solo. Dico, quindi per sapere gli spostamenti di una persona facente parte dell'organizzazione, anche se non latitante, non necessariamente bisogna essere affiliati, no? Affiliato, no, non bisogna, perché per forza deve essere affiliato. No, può essere che non fa parte dell'organizzazione e sa invece dove si trova. Ma una uno persona. spostamento può sapere magari, che vi sta a dire, magari una persona per bene, lo spostamento di un altro, c'è la fiducia uno, e non ci fa niente, insomma, non gli ha importanza. Può essere che uno e questo succede a tutti i posti, può essere che io c'avevo fiducia pure a un avvocato, a un ingegnere, e quello sa dove mi trovo, e un altro del GRAI può essere che non lo sa. Può non succedere queste cose. Vabbè, Presidente, noi abbiamo impegnato fino alle 9, poi ci riserviamo di continuare domani. Grazie. Si può ritirare, Polverino, si può ritirare. Buonasera. Domani mattina alle 10 in punto ci ritroviamo qua.